I pensionati e gli anziani del sud della Sardegna, senza lì a disposizione i presidi medici nelle farmacie dei paesi, costretti ad andare a Quartu in via Bizet. Lì hanno fatto sapere che c'è un nuovo ingresso a disposizione, però a quanto pare non basta. Aldo Palmas. Sì, hanno presentato come risolto il problema, non è affatto risolto. Per risolvere il problema bisogna tornare alla promessa dell'antivigilia di Natale da parte dell'assessore, che aveva detto manca solo la firma, siamo d'accordo con Federfarma, l'associazione dei farmacisti, per la distribuzione nelle farmacie sparse sul territorio. Era la cosa che chiedevamo noi. In alternativa potevamo anche accettare che venissero consegnati a domicilio i farmaci salvavita, i presidi e gli alimenti aproteici. A distanza di 4 mesi ancora aspettiamo, anzi 5 ormai quasi, ancora aspettiamo che questa promessa venga mantenuta. Non basta l'ideona del direttore del distretto Quartu Parteolla, pubblicata qualche giorno fa. Non basta un ingresso in più. Qualche giorno fa sulla stampa. Non è possibile, non ha risolto il problema. Sì, qualche vantaggio c'è, nel senso che si può prenotare per telefono, ma non è la soluzione. Chi ha un familiare in quelle condizioni deve trovare un sostituto. Qualcuno non ha neppure la macchina, deve trovare un amico, un parente che lo accompagni. Bisogna mettere fine a questi disagi. Risolvete questo problema, fateci andare nella farmacia più vicina sotto casa. Anche gli stessi cittadini di Quartu, chi abita a Flumini, perché deve mettersi in macchina ed arrivare fino a via Bizet? Ecco, tu di cittadinanza attiva, appunto, è una situazione decisamente particolare e sfiancante per i pensionati, per gli anziani. Lei quanti SOS ha ricevuto nell'ultimo periodo? Moltissimi. In ogni caso è chiaro che noi come cittadinanza attiva, in particolare modo come rete del Tribunale per i diritti del malato, non potevamo rimanere sordi a questa richiesta d'aiuto da parte dei cittadini, che viene da lontano, perché sono già diversi anni che stiamo combattendo con questa situazione. Nell'incontro di oggi noi speravamo che ci fosse un'apertura e un incontro diretto invece con cosa è l'assessore emerso? alla sanità. Invece questo oggi non è avvenuto. Non c'era? Non c'era. Abbiamo lasciato chiaramente ai suoi funzionari tutte le nostre proteste e speriamo di essere contattati al più presto per avere delle notizie precise. Insomma, Vidili, in una battuta, quell'ingresso in più non è assolutamente sufficiente. Quell'ingresso in più non serve a niente, perché quella è una zona molto particolare. Parliamo del Parteolla, nel quale ci sono tantissimi altri comuni e quindi tanti cittadini che sono obbligati ad andare a Quartu a ritirarsi queste situazioni, con tutti i disagi che diceva l'amico prima, che sono chiaramente evidenti.